Beh, volevo tranquillizzare tutti, non è successo niente, abbiamo preso solo un po' di paura e volevo dirvi che Amsterdam è una città tranquilla e bellissima come voi vedete. Si fosse mosso da solo, arrivando qualche minuto prima, sarebbe stato coinvolto, suo malgrado, negli scontri che hanno messo Amsterdam a ferro e fuoco. C'era anche il veneziano Simone Gemolo, tra i 3.000 tifosi bianconeri arrivati fino ad Amsterdam per sostenere la Juve nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. Una serata ad alta tensione, tanto che Gemolo questa mattina ha pensato di girare un video per tranquillizzare tutti che erano a casa in apprensione. Questa mattina, da Piazza Dan, cuore della città olandese, ha raccontato com'è andata, compreso il blocco, per oltre un'ora, all'interno dello stadio dopo la partita. Eravamo qui in questa piazza, circa 500-600 tifosi juventini, siamo stati scortati dalla polizia per andare a vedere la partita allo stadio. Una volta che siamo arrivati fuori dallo stadio abbiamo visto questi scontri tra i tifosi dell'Ajax e la stessa polizia. Noi siamo entrati nel settore ospiti, lì abbiamo guardato la partita tranquillamente. Poi il deflusso. Siamo stati un'ora all'interno dello stadio, una volta finita questa ora la polizia ci ha scortato fuori dello stadio e ci ha portato al centro, sempre in questa piazza là. Gemolo, calciatore dilettante per passione, ha seguito la Juve in tutte le trasferte di Champions e non rinuncia a lanciare un incoraggiamento alla squadra del cuore dicendo: fino alla fine, forza Juve!